Picciotti di Sicilia tutto tondo. Allora attenzione, perché oggi parleremo di un argomento di cui non si parla mai sui social. E qual è? Ovvero il pane. Però anche il pane, amore, è siciliano, perché i grani sono siciliani, farina è siciliana. Tu non ti sorride mai farina del Piemonte, farina della Lombardia? Io no. Mai. Amore, preparati perché oggi ti faccio fare il pane siciliano. Vai! Allora, siamo al panificio Quartararo. Sì. Perché questo panificio è uno dei migliori di Palermo ed è quello che utilizza maggiormente i grani siciliani. Ecco. Orgoglio, amore, siciliano. Siciliano al 100%, e dietro di te, amore, c'è un mare di pane. Guarda che c'è qua, un pane bellissimo. Allora ora metti, amore, il granulino e il berrettino Sì. e vai a fare il pane. In cucina. E qua aspettano tutti il tuo pane. E noi ora pure non mangiamo. Quindi 1, 2, 3, andiamo. Amore picciotti, andiamo a vedere sto pane bello come si fa. Andiamo a guardare a Rosario che sta infornando le rosette, ma qua Rosario non diceva, amore. Questa è la rosetta, che l'80% forse è più del pane che fanno loro, è fatto con grani siciliani. Ah, È un lievito naturale, che è un lievito che produciamo noi e che rinfreschiamo giornalmente. Ma vedi che c'è qua? Amore, inforniamo, chi sta potremmo infornare? Forza, guarda Messia. Si gira e poi si inforna, quando un giorno piglia e fa un pane. Ci vuole anche qui la maestria. Ok. E qua pane caldo, uno va uno viene. Guarda, queste sono le spighe e la mafalda. Mafalda è classica palermitana per chi si fa chi panella e chi crocchè. Quindi se c'è mafalda c'è Sicilia. che buone, amore. Questo è il frutto del tuo duro lavoro. Ora Oggi ti abbiamo glielo messo. diamo a Giusy così Giusy lo sistema. Giusy, siamo pronti, pane pronto, bello cavolo. Andiamo, ecco qua. Questo come si chiama? Pane forte, Pane forte, amore, vai. Uno va e uno toscanino. viene. Ora questo è già caldo. Altro pane caldo, chissà come semi di papavero, cereali, tale che bello, bellissimo. Amore, meno male che dovevi fare il pane per tutta Palermo. Lo stiamo facendo, vedi qua pane che va, pane che viene, però guarda. Ecco, pane, sì. Una pausa ci vuole. Sì, con cosa? C'è ricotta, con il cioccolato. Pane c'è, un sacco di pane, però Sì. una pausa. Va bene, con l'iris, giustamente. Buono, molto buono. Non solo il pane che abbiamo visto infornare, quello sfornato, quello che assaggeremo, qua c'è ancora altro pane, quasi pronto no, perché chi c'è tutto questo in sta pane. iniziando a impastare, ora sono 40 kg di farina, questi per la produzione pomeridiana. 40 kg, Del nostro cioè. primo pane Aspetta, bianco. pane fresco mattina, pomeriggio e sera, i picciotti sono sempre operativi. E questo quanto pane viene con questo? Qua verranno sugli 80 kg di pane. 80 kg, ok, ci mangiamo tutta Palermo. Amore, ma qua in Sicilia noi mangiamo, Questo pane togliendo facciamo era, amore. Allora, qua è arrivato al tuo pane, ma questo che pane è, Giusy? Questo è pane rimacinato a lievitazione naturale. Avevo pure ciascellina, tante forme. Io voglio assaggiare. Paghiamoci. Apriamo questo con la stellina, ci mettiamo l'olio. Facciamo il stellino. E questo pane è così buono, picciotte, guardate che c'è qua, che bastano solo pochi ingredienti per mangiare il olio, liscio siciliano, Olio siciliano. sale, Sale. che l'abbiamo su qua, e pepe. E pepe. Pomodorini non li vuoi? Cosa, amore? Pomodorini? No, già così va bene, perché il pane è buono. Un tamuccino di che picciotte. Picciotti, noi vi salutiamo, ringraziamo a Rosario e Giusy, ma soprattutto a tutto il panificio Quartararo che oggi mi sopportavo, grazie ragazzi. Prego. Questo posto lo dedichiamo ai picciotti che ci devono, seguite il video e se volete fare un po' lo capotete bene. Ciao picciotti! Ciao!